Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.ogitreviso.it. Buongiorno, eccoci di nuovo oggi nel saloon del WW Film F e come ben vedete abbiamo qua il nostro ospite di oggi, Gian Antonio Darè, europarlamentare. Ma prima di conoscere che cosa fa e qual è la sua vicinanza con i giovani, e devo dire che con noi è sempre stato molto molto vicino, vi facciamo vedere i cortometraggi che ci sono disponibili sul sito questa settimana e che voi potete vedere sempre attraverso l'uso delle credenziali delle vostre scuole o dei vostri account personali. Allora, prima di far parlare Gian Antonio Darè, facciamo vedere il video che i ragazzi hanno fatto appositamente per lui, perché noi facciamo tutti gli anni un video di presentazione e siamo riusciti a catturare tra le sue immagini sparpagliate sui YouTube piuttosto che sul web un po' di momenti importanti. Eccoci qua, allora Gian Antonio Darè, buongiorno. Buongiorno a tutti ragazzi, grazie dell'invito su questa splendida manifestazione, naturalmente con una presidente e direttrice straordinaria che è
il motore, tutto qua, ma soprattutto per la tua capacità di saper coinvolgere quelli che sono i ragazzi e soprattutto capire quelle che sono le loro priorità, le loro aspettative, le loro esigenze, e quindi complimenti per il lavoro che fai, perché è un lavoro estremamente importante per la nostra società, per il mondo civile, per la scuola e soprattutto per inserire i giovani nel mondo, diciamo, più grande, che poi sarà quello del mondo del lavoro, dove la competizione è estremamente forte, importante, dove bisogna saper lottare, dove bisogna saper reagire, dove bisogna saper anche capire che ci sono momenti di grande gioia, qualche momento di delusione, di amarezza, ma bisogna avere la forza di superare, perché così è la vita, ma questo si impara già nel mondo della scuola, quando arriva un brutto voto, quando arriva magari così, la lavata di testa dei genitori, che giustamente vorrebbero che i propri ragazzi facessero i compiti, le lezioni, ma non è sempre così, e io sono uno di quelli, sono stato uno di quelli, e quindi però insomma dopo nella vita, quando bisogna prendere le decisioni, a un certo punto si mette la cosiddetta testa a posto e si inizia a fare quel percorso, diciamo, di vita importantissimo. Allora, noi ti abbiamo conosciuto, ormai il festival ha quasi, siamo al 14° anno, ma son 15 anni. Ti abbiamo proprio conosciuto come sindaco. Inizialmente quindi hai, coinvolto un territorio, nel nostro caso una piccola città, ma che ha delle esigenze particolari. Poi a un certo punto sei, approdato a una realtà diversa, che è quella di europarlamentare. Qual è la differenza tra gestire una città, perché il sindaco amministra una città, e qual è e invece come europarlamentare qual è l'impegno? Ma diciamo che il lavoro da sindaco mi è stato fondamentale per fare il lavoro di europarlamentare. Perché? Perché fare il sindaco sei a contatto con i tuoi cittadini, con le esigenze dei tuoi cittadini, soprattutto anche con le difficoltà dei tuoi cittadini, cosa che in Europa magari se non avessi fatto questo passaggio sicuramente non avrei percepito. Quindi il essere propensi per aiutare, diciamo, il mondo di chi è in difficoltà, e io mi sono molto impegnato in Europa anche nel mondo della disabilità, nel mondo di chi diciamo ha qualche difficoltà, nel mondo di chi purtroppo nella vita ha avuto le difficoltà, e da sindaco del mio comune, nell'ufficio quando ricevevo al martedì c'erano tante persone in difficoltà, e questo mi ha aiutato a capire il mondo così, che diciamo, perché il cittadino che magari che protesta perché la strada non è asfaltata è una cosa, ma il cittadino che viene a chiederti aiuto è un'altra, e quindi ho fatto tesoro di questa esperienza, diciamo così, politico-amministrativa, e questo mi è servito molto, diciamo, quando ho fatto l'europarlamentare. Allora, quando tu sei arrivato ovviamente in Europa hai trovato una realtà che è enorme, immagino, e con diverse anche caratteristiche a seconda del territorio da cui ovviamente i vari europarlamentari arrivano. Come trovate un accordo, nell'eventualità ci sia un accordo, o un disaccordo, per poi ovviamente trovare un punto di riferimento dove poter approdare un po' tutti? Ma innanzitutto si arriva in Europa, e il Parlamento europeo è quell'organismo, quell'agglomerato di potere, perché, che dà poi, l'Europa non fa leggi, ma fa direttive. Le direttive poi vanno applicate nelle singole nazioni, siamo 27, e voi capite che con 27 nazioni ci sono difficoltà anche, diciamo, al di là della parte logistica, ma proprio difficoltà per le esigenze che ogni nazione ha, perché c'è la grande Germania, c'è la grande Francia, c'è anche la grande Italia, il terzo contribuente europeo, ma poi ci sono nazioni molto più piccole, come Malta, come Cipro, ma con esigenze diverse, ma che contano all'interno dell'Europa come le grandi nazioni, ed è giusto così. Perché? Perché altrimenti le grosse nazioni andrebbero a schiacciare
diciamo, le piccole nazioni. Allora ci sono esigenze diverse perché l'agricoltura della Francia, dell'Italia, della Germania o della Spagna sono diverse dall'agricoltura di quella che può essere la Finlandia o altri paesi diciamo, del nord Europa. Piccole nazioni come Lettonia, Estonia, Lituania sono nazioni che hanno esigenze diverse, quindi ci sono poi le commissioni che fanno da catalizzatore, che mettono assieme le varie esigenze, capire quelle che sono le varie problematiche, perché poi alla fine il voto deve essere all'unanimità. E quindi questo è, credo, una lezione di democrazia, si vorrebbe fare per maggioranza, secondo me sarebbe sbagliato, perché nazioni molto importanti come la Germania, che in maniera economica possono condizionare anche il voto a proprio fine e a proprio vantaggio, e quindi l'Europa, così com'è sistemata, com'è partita, secondo me va bene così. Certo ci si impiega più tempo per trovare gli accordi, però alla fine sono accordi che vanno bene per tutti, perché tutti hanno avuto il modo di poter sviluppare, diciamo, le proprie esigenze e i propri obiettivi. Allora, passiamo sempre legato appunto alla politica, quella bella, no? Noi abbiamo sui social ti abbiamo presentato come una persona che sta vicino ai giovani. Quanto sono importanti i giovani nella politica? Ma i giovani nella politica sono fondamentali, non importanti. Perché? Perché una società che non ha un occhio di riguardo con i giovani, che non ascolta i giovani, che non vuol capire le esigenze dei giovani, è una società che andrà sicuramente in autodistruzione. L'Europa su questo punto è molto molto importante e molto ben Attenta. concentrata, tant'è vero che così io ho portato su, c'è la possibilità come parlamentare europeo di portare su le persone all'interno e far conoscere la struttura del Parlamento europeo, che è fatta principalmente di due sedi, che è la sede di Bruxelles, dove ci sono anche le commissioni, e la sede di Strasburgo. A Strasburgo si va minimo una volta al mese, e è dove si votano poi tutti quei regolamenti, quelle direttive che vengono portate nelle commissioni, e c'è la possibilità da parte di ogni parlamentare europeo di portare su le persone. Io ho investito tutto e quasi tutto sulle scuole, ho portato i Cerletti di Conegliano, la scuola di Montebelluna, la scuola di Oderzo, per il semplice motivo che bisogna far conoscere la struttura del Parlamento europeo ai giovani, perché i giovani sono poi il cambio generazionale, e far capire che l'Europa e soprattutto il Parlamento europeo è il cuore dell'Europa, il cuore della democrazia, il cuore di quella che è le funzionalità poi che vengono riversate su tutti i 27 paesi, che attenzione, sono in questo momento 27, ma ci sono molte nazioni che hanno chiesto di entrare, e quindi devono passare diversi anni di acclimatazione, chiamiamola così, perché non si entra subito facendo domanda, ma ci deve essere un percorso, una preparazione anche diversa, perché poi sono accordi commerciali, sono accordi diciamo bancari, insomma le esigenze sono tante, e quindi non si entra su richiesta subito, si entra con un percorso diciamo guidato. Allora, la politica è una cosa che molti ragazzi, insomma, quando ne parliamo, tendono a dire ma la politica ci tocca fino a un certo punto, perché in fondo le decisioni vengono prese dall'alto e non ci ascoltano mai. Lo dicono ovviamente i giovani, lo dicono i cittadini, lo dicono gli adulti, lo dicono gli anziani, e quindi c'è questa idea che la politica sia lontana da quello che è la realtà di tutti i giorni. Cosa ne pensi, e questa è una domanda un po' complicata, cosa ne pensi della situazione politica di d'ora, che ovviamente tocca i ragazzi molto, anche se non lo sentono come una coscienza propria, no? Alle volte dicono, vabbè. Ma è logico, perché il ragazzo arriva, il suo principale scopo, diciamo, e obiettivo è quello di arrivare al
titolo di studio, che può essere di varie forme, può arrivare alla laurea, e quindi quella sua concentrazione nella scuola non permette poi di avere dei diversivi politici. Però quando lasciato il mondo della scuola, che può essere chi magari fa la laurea, magari finisce magari a 24, 23, 25, dipende cosa vuol fare, di percorso formativo che vuol fare, ma poi entra nel mondo del lavoro. Quando si entra nel mondo del lavoro, allora ti accorgi che le cose sono molto diverse da come giustamente a scuola ti hanno insegnato, e quindi vorresti cambiare qualcosa, e là scatta quella molla per cui il giovane dice: no, ma io voglio cambiare questo sistema, voglio cambiare questo tipo di legge, voglio cambiare questo tipo di preparazione, di approccio. Allora si entra nel mondo della politica, che per quanto mi riguarda io direi ai giovani di iniziare a entrare nelle liste delle comunali. Perché? Perché lì si inizia è la prima fascia, diciamo, di lavoro politico che puoi fare col territorio, come ho detto prima, sapendo quelle che sono le problematiche e magari le risoluzioni o le possibili risoluzioni. Quindi i giovani, io li invito a entrare a far parte del mondo della politica proprio con un percorso formativo attraverso i consigli comunali, e da là poi così salire, ed è quello che è un po' il mio percorso politico. Difatti era un po' questo. Tu sei un giovane, ma come... Grazie del giovane. Vabbè, un giovane con i baffi, ma insomma... Qual è stato proprio il tuo percorso politico? Perché voglio dire, da quando sei stato... Noi diciamo sempre con i nostri ospiti, qual è stato il tuo percorso da quando hai iniziato a capire il mondo? Ma io entro nel mondo del lavoro a 22 anni, ero in partita IVA, quindi entro nel mondo del lavoro, e quindi diciamo con le compagnie petrolifere, quindi con anche un impegno, diciamo, economico, quindi con pagamenti, con insoluti, con dipendenti, con forniture, quindi diciamo con un modo, diciamo, che mi ha impegnato molto. Poi sono entrato a un certo punto in politica, sono entrato a fare il consigliere comunale nel comune di Cappellamaggiore, e l'ho fatto per 7-8 anni. Nel frattempo poi ho alzato, poi diciamo sono entrato nel comune di Vittorio Veneto, perché così sono entrato a fare un comune maggiore, quindi, che tra l'altro è un po' la mia città. Nasco ad Anzano, però sono da sempre da Vittorio Veneto, perché ho fatto tutte le scuole medie, le ho fatte alla Lorenzo da Ponte, poi ho fatto l'istituto professionale, ho lavorato nella Carnielli, ho corso la mia attività ciclistica, ho corso sempre con i colori della maglia rossoblu dell'Unione Ciclistica Vittorio Veneto, e quindi diciamo è la mia città, in cui tra l'altro ho tutti gli amici. E dopodiché sono entrato in Regione Veneto. Dopo la Regione Veneto ho fatto praticamente i 5 anni di Regione, anzi prima, sono andato via prima della scadenza del mandato, mi sono candidato a sindaco di Vittorio Veneto, ho fatto il sindaco e poi fino al Parlamento europeo. È un bel percorso questo. Sì, un bel percorso, fatto sempre a piccoli passi, e naturalmente sempre un po' alla volta, perché quando si entra poi, diciamo, io ho visto entrare in comune, poi quando si entra su un comune più grosso le difficoltà aumentano naturalmente, poi quando entri in regione capisci, non hai più un collegamento con la tua comunità, ma con una comunità molto più vasta che è la regione. E poi sali su fino all'Europa, e capisci che ci sono poi le grandi necessità, gli intrecci internazionali, purtroppo le guerre che stanno coinvolgendo in maniera diretta l'Europa e le nazioni europee, e queste sono veramente anche delle preoccupazioni di chi fa politica, di capire non tanto per le guerre, ma trovare le soluzioni. La diplomazia che in questo momento in Europa secondo me manca, ed è mancata soprattutto
nel nostro Parlamento europeo che si è andati solo cercando una linea solo, forse secondo me anche sbagliata, perché prima di arrivare a dei conflitti penso che quando si entra in un conflitto vuol dire che è fallita la diplomazia. Certo. E quindi la diplomazia deve ritornare padrona all'interno del Parlamento europeo, l'Europa deve essere diciamo, parte in causa alla risoluzione della guerra russo-ucraina e non parte del problema. Ti faccio un'altra domanda. Noi abbiamo avuto l'onore anche quest'anno di avere il patrocinio l'alto patrocinio dell'Europa. Peraltro voglio dire, a maggio appunto tutti noi andremo a votare per la nuova realtà, nuova realtà, ma insomma, con persone che ovviamente saranno diverse in tutta Europa. Abbiamo anche abbiamo ovviamente anche tanti altri patrocini, oltre a quelli ministeriali, anche quelli regionali. Quanto è importante, visto che tu sei stato proprio in regione, quanto è importante la regione come entità rispetto al territorio italiano e quindi poi alla governance totale? Ma la regione è molto importante perché allora, quando l'Europa dà dei finanziamenti alle singole nazioni, la nazione che riceve poi diciamo, il contributo poi viene riversato sulle regioni. Le regioni fanno i bandi e quindi la regione è il catalizzatore di quelli che sono i soldi europei. E allora è molto importante avere la regione perché poi la regione, naturalmente se hai dei progetti seri, ti finanzia con ci sono dei bandi, quindi partecipi al bando e naturalmente con le caratteristiche hai dei punteggi chiaramente elevati, percepisci quel bando e quindi percepisci quelle economie che poi sono necessarie perché tutto ha un costo e quindi la regione è fondamentale per definire diciamo, quelle che sono le priorità culturali, lavorative e quant'altro del territorio. I bandi servono a questo e molti bandi regionali sono finanziati in maniera diretta dall'Europa. Allora, c'è una domanda da YouTube sul sito. Perché un giovane dovrebbe credere nei politici attuali? È una bella domanda. Giustamente uno può dire perché dovrei credere ai politici attuali? Perché in questo momento sono quelli che hanno in mano il volante della macchina e quindi certamente magari li puoi apprezzare, li puoi disprezzare perché è giusto che sia così, la politica è anche questo, però credo che il dialogo con la politica è necessario, serve, è doveroso. Poi è chiaro che non tutti nel firmamento politico piacciono, però se non vi piacciono questi politici, cari giovani, entrate in politica, li sostituite e poi sarete voi a guidare diciamo, e dare le direttive, di fare le leggi, dare anche i contributi praticamente. E quindi è una bella domanda, ma giustamente è il motivo per cui dovete entrare in politica, perché anch'io sono entrato così perché contestavo. Si entra in politica perché si contesta, si fa politica perché si vuole cambiare, perché si vuole andare al governo. E quindi bisogna mettersi in gioco e il gioco è duro qui. Allora, l'altra domanda, sempre da YouTube, è: salve, volevo chiederle gentilmente in che modo un giovane può approcciarsi alle politiche attuali. Come diceva prima. Ma intanto la frequentazione comunque di una formazione politica o un partito politico, quindi cioè, andare intanto prima di iscriversi, andare a vedere, frequentare alcune lezioni, frequentare alcune manifestazioni, qualche incontro, capire se è il partito per cui tu sei predisposto ad entrare, perché poi una volta che entri fai parte di un sistema, di
organizzazione, quindi con diritti, doveri, regole e quant'altro. Però andate, cercate di partecipare a quelli che sono gli incontri e capite se quello è la vostra formazione politica, se quello è la formazione politica che voi interpretate nel modo migliore. Bisogna farlo un po' alla volta, chiaramente, non esponetevi troppo, cercate di entrare in punta di piedi, perché giustamente dovete capire se quello è quello che vi soddisfa. Io, ecco, leggendo, insomma, poi noi ti conosciamo da tanto tempo, una volta mi pare che tu ci abbia raccontato che hai una storia che è una storia molto forte, cioè tuo padre era in realtà un personaggio che ha lottato per certi diritti, no? E quindi tu hai in qualche modo preso anche questa caratteristica. Ti sei mai ritrovato, e penso di sì, ma insomma è una domanda forse retorica, però ti sei mai ritrovato nella situazione di dire non sono d'accordo con i miei compagni di partito piuttosto che con i miei attivisti e quant'altro? Beh, in politica succede spesso questo, succede spesso, però non essere d'accordo, magari in questo momento io alcune cose le contesto al mio segretario, perché la sua posizione è troppo a destra non è la mia posizione, però questo non è che vuol dire che rovescio il tavolo e spacco tutto, vado su un altro partito. Cerco di far capire a chi in questo momento, perché è chiaro che il segretario è quello che crea le alleanze, cerca la linea politica, ne risponde in proprio, perché poi alla fine ci sono le votazioni danno un esito che non è inappellabile, quindi non è che puoi nasconderti, e quindi non mi sono trovato d'accordo. Però questo non vuol dire che devo abbandonare il partito o saltare di qua o di là, perché insomma nella vita ci vuole una cosa, per fare politica ci vuole una cosa fondamentale, la coerenza di magari contestare il tuo, in quel momento il partito non ti piace, ma questo non vuol dire che se il partito non ti piace devo abbandonare la nave, no, assolutamente no. Lì lotto, cerco di far capire che la mia posizione o la posizione non è la posizione giusta, a volte magari la mia posizione era la posizione sbagliata, Certo. Quindi te la metti via e ti lecchi le ferite e sorridi magari Sotto i baffi. Perché così è così nella vita, insomma, ecco, ci si contesta, si litiga, ma non si rompe. Allora, c'è una classe che è un liceo scientifico, il liceo scientifico prima B Cambridge. Se avete domande, come al solito, mettetevi davanti, eccolo qua, uno si alza già, perfetto. Ci dici il nome e la scuola, così Gian Antonio Darè sa a chi rivolge. Eccoci qua. Buongiorno, mi chiamo Angelo Russo e frequento l'istituto di Liguori della prima B Cambridge e vorrei chiedere perché ha intrapreso la vita da politico e se prima aveva qualche sogno, cioè invece di diventare politico. Allora, perché sei entrato nella vita politica? Qual è stato il motivo iniziale? E se avevi qualche sogno diverso nella vita? Ma allora io entro in politica perché così nel mondo del lavoro diciamo c'erano qualcosa che non funzionava, no? Io ho sempre lavorato nel mondo, io avevo una stazione di servizio, l'ho fatto per 30 anni e un giorno ho avuto un controllo fiscale della Guardia di Finanza che per me è stato inaccettabile, perché nel mondo diciamo della benzina io vendo praticamente, sono un esattore dello Stato, perché praticamente la benzina è monopolio di Stato
E mi venivano contestate alcune cose che sinceramente erano ridicole, erano sbagliate, tant'è vero che poi ho fatto il ricorso e l'ho vinto. Ma come dico, sono un esattore dello Stato, tu sei il capo, cioè quello che vieni a controllarmi, giusto che tu venga a controllarmi, ma se io ho fatto il lavoro come dovevo fare, non mi puoi contestare, diciamo, per il 0, e là è scattata una molla e ho detto no, qua bisogna cambiare qualcosa. E sono entrato nel mondo della politica, sono entrato nella Liga Veneta, che per la prima volta si parlava di federalismo, ovvero federalismo vuol dire la federazione delle regioni, le regioni che formano poi lo Stato italiano. E questa parola, che era una parola nuova nel mondo della politica, tant'è vero che i vecchi partiti o comunque i partiti tradizionali contestavano e anche in maniera ridicola. Poi quella parola federalismo è diventata uno del primo punto di tutti i partiti nazionali, perché ogni regione deve avere la propria capacità di gestire le proprie risorse, perché adesso si parla di autonomia, ma che è comunque la stessa parola, diciamo, cambiata di federalismo, le finalità sono sempre le stesse. Cosa vuol dire federalismo? Cosa vuol dire autonomia? Vuol dire una cosa solo, cioè i soldi che io ti do li devi gestire tu, quindi ne rispondi in proprio, perché vedete ci sono già delle regioni che sono praticamente autonome, però se voi andate a vedere la regione Friuli Venezia Giulia o la regione Trentino Alto Adige, rispetto alla regione Sicilia, attenzione, con tutto il rispetto della Sicilia, ma hanno fatto una gestione delle risorse in maniera diversa. Sì. Se tu vai a vedere il Trentino Alto Adige o il Friuli Venezia Giulia, voi vedete che i soldi dati dall'autonomia o comunque la gestione propria di quei soldi, di quei fondi, ha dato dei risultati sul territorio estremamente importanti in Trentino Alto Adige e nel Friuli. Non è così nella regione Sicilia. Allora, questo è un motivo e un modo per far capire la differenza di gestione delle risorse territoriali. E avevi un sogno diverso? Il sogno è quello di avere la mia regione, diciamo, io non contesto che ci siano delle regioni autonome, io contesto che tutte devono essere autonome. Perché allora così ognuno ha la propria responsabilità, allora vedete, la sanità è una materia che è regionale, regionalizzata, e vedete che al di là delle difficoltà adesso del momento dei medici, perché è mancata la programmazione a livello nazionale, ma voi vedete che la sanità nel Veneto, se dovete avere delle operazioni o delle importanti, ci sono le strutture, ci sono le attrezzature, ci sono sicuramente all'avanguardia a livello europeo. In altre regioni questo non è avvenuto e allora vuol dire che lì le risorse non sono state sono state gestite in modo diverso. Io non voglio dire bene o male, ma sicuramente in modo diverso. Tu hai una grande passione che è il ciclismo. Avresti voluto diventare un campione di ciclismo? E quanto pensi che sia importante lo sport per i giovani? Allora, innanzitutto lo sport per i giovani è fondamentale perché ti insegna a lottare e soprattutto a rispettare l'avversario, perché se tu fai il calcio e dai un calcione all'attaccante o al difensore, quello prima di finire la partita te lo ritorna. Perché così è anche poi nella vita, è la stessa cosa è nel ciclismo. Il ciclismo ti insegna ciclismo, sono arrivato alle soglie del professionismo, io ho corso nella mia carriera ero all'epoca dei Moser, anche se lui era qualche anno più vecchio, e ho corso con quei corridori. Ti insegnano a lottare, ti insegna a soffrire, lo sport ti insegna a rispettare, che poi sono i fondamentali che ti servono poi nella vita, perché anche nella vita poi sarà così, cioè tu non puoi fare i dispetti a qualcuno perché prima o poi te la ritorna. Allora, comportarsi bene, essere onesti, rispettare l'avversario per questo serve lo sport, perché lo sport è lezione di vita,
poi ti servirà molto quando scendi magari dalla bicicletta e entri nel mondo del lavoro, e anche là c'è competizione, e che competizione, e nella competizione ci vuole coraggio, perseveranza, costanza soprattutto, e soprattutto non demoralizzarsi mai, anche quando magari i risultati non arrivano, perché i risultati arrivano con secondo me l'arma migliore è la costanza. Allora, vediamo se il ragazzo di Cambridge ha qualche altra domanda. Eccolo qua. Sì, vorrei chiedere se secondo lei questo VU Film Festival può, come dire, ispirarci a un mondo migliore anche vedendo quello che sta succedendo attualmente in Ucraina e in Israele. Allora ti chiede se... Allora, questa è una bella domanda, grazie. Allora, se secondo te un festival come il nostro può essere utile per cambiare quello che è appunto può cambiare la visione, dimmi se sbaglio, se interpreto male la tua domanda, la visione anche loro come giovani rispetto al resto del mondo, come appunto le guerre in Ucraina, poi adesso abbiamo Israele. Voi avete visto tra l'altro un film israeliano, giusto? Per voi siete un primo anno. Ok. Diciamo che tutti gli eventi culturali servono, diciamo, ad avvicinare diciamo, le parti lontane. Anche perché, diciamo, questi eventi come questo festival è fatto dai giovani. I giovani, le guerre le fanno gli anziani, i vecchi o comunque i più grandi, non le fanno i giovani. I giovani pensano a fare cultura, a fare sport, a fare spettacolo, a fare musica, diciamo. E questi eventi sicuramente sono, diciamo, importanti per unire e non certo per dividere, e saranno importanti soprattutto dopo nel post-guerra, no? Perché questi sono il modo per avvicinare quelle che sono e per far immaginare quelle che sono le ferite che indubbiamente le guerre lasciano. Quindi è il compito, questo sarà il vero compito vostro, di voi giovani, di unire chi magari è stato parte in causa del conflitto. I giovani devono essere parte in causa della pace. Allora, io ti chiedo e poi chiudiamo questo nostro incontro. Tu hai un'altra domanda? Perché ti vedo là pronto e mi fa piacere che i ragazzi facciano le domande, perché sono i nostri punti di riferimento. No, Allora, no, no. noi ti ringraziamo tutta la classe che vedo che è là attenta. No, la domanda è questa, no? Noi ci troviamo in una situazione non solo politica ma anche sociale con alcune difficoltà. Quanto è importante, allora, hai la fortuna di essere in Europa e contemporaneamente hai la fortuna di essere anche in una giunta comunale. In un consiglio comunale. In un consiglio comunale. Quanto è importante il consiglio comunale rispetto appunto a quelle che sono le decisioni che vengono prese, e quanto il tuo apporto come parlamentare europeo può servire all'interno di un ambito che prevede poi delle cose anche molto pratiche, molto gestione? Credo sia molto più importante aver avuto il ruolo di sindaco, perché il sindaco è quello che poi all'interno della giunta dà la linea, la linea amministrativa, diciamo, poi che viene poi portata nel consiglio comunale. Certo che i soldi sono sempre pochi. C'è una grande, insomma, stiamo attraversando un momento, la nostra società ha tante persone in difficoltà, quindi ricordo che più del 10%, 12% dell'intero bilancio comunale va diciamo nella parte sociale. Sociale vuol dire aiuto alle famiglie, aiuto alle persone in difficoltà, e questo è, diciamo, il primo punto che deve avere una giunta, un sindaco e un consiglio comunale.
poi arrivano anche la parte culturale, che ha una funzione fondamentale nel socializzare, diciamo, quelle che sono cioè, tutto il tessuto sociale del comune, quindi che può essere giovani, meno giovani, anziani e quant'altro. Quindi anche là incentivare o mettere nelle condizioni le varie associazioni che sul territorio si occupano di questo, là è un compito importantissimo della giunta, del sindaco e del consiglio comunale di avere la sensibilità amministrativa, perché diciamo, le manifestazioni culturali, sportive e quant'altro sono necessarie per il benessere, diciamo, psicofisico delle persone, e qua ci vuole responsabilità. Ultima domanda per chiudere: quanto ami il cinema? Ci vai o comunque sei vicino a quello che è il mondo dell'immagine in movimento? Sì, io vado rarissimamente al cinema, però mi guardo le parti importanti dei film, diciamo, su internet, le seguo moltissimo, perché poi ci sono quei film che hanno dei dati, hanno degli spezzoni che sono i fondamentali poi della vita, no? Sì. E là, diciamo che per me il più bel film, ti viene in mente il mio per me è quello di L'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi. Per me è stata, cioè, era che ti faceva vedere quel mondo contadino che adesso non c'è più, ma che è stato, diciamo che è finito, diciamo, con la mia generazione. Io ho visto gli ultimi sprazzi di quel film, perché poi la società è cambiata, è diventata una società industriale, però ha fatto capire come si è formata questa società industriale. Si forma proprio con quegli spezzoni o quei tratti di film, secondo me straordinario, che ha fatto capire la mentalità dei nostri territori e le difficoltà dei nostri territori. Gian Antonio, grazie davvero di essere stato con noi. Ringraziamo i ragazzi che hanno Grazie naturalmente ai ragazzi, grazie a Elisa Marchesini, grazie a tutti i ragazzi che lavorano, a tutti i tuoi collaboratori per questa splendida manifestazione. Noi ci siamo, io ci sono, e naturalmente sempre ogni tanto quando lo incontriamo per strada noi diciamo: torna a fare il sindaco, e così ci segui, ma lui ha detto no, non sono molto convinto. È un lavoro molto difficile, anche perché se si fa una cosa bisogna farla bene, bisogna mettersi a disposizione della città, e io l'ho fatto, so cosa vuol dire dormire col telefonino diciamo acceso, perché c'è sempre qualcosa che non funziona, l'incidente, l'incendio e tutte queste cose, per cui è impegnativo, e per fare il sindaco bisogna veramente dare una parte della propria vita alla propria città. L'ho fatto, lo rifarei, e fare il sindaco è la cosa che più mi ha entusiasmato, perché pensi, decidi e fai. In Europa non è così. Allora, prima facciamo vedere il backstage e poi ci salutiamo definitivamente. Il backstage di ieri. Allora, prima di salutarti, hai visto, ieri abbiamo incontrato Esther Barel,
che è una attivista di un importante, insomma, gruppo che si interessa di ambiente e di quello che sta avvenendo, ed è una ragazza molto giovane. Noi ci auguriamo molto, vista la sua capacità, insomma, di porsi, che diventi una nuova politica all'interno dell'ambiente. Ma all'interno dell'ambiente ci sono spazi enormi, anche perché è un punto fondamentale, diciamo, è stato il punto fondamentale di questi 5 anni trascorsi in Europa, dove c'è stata questa grande sensibilizzazione all'ambiente, dove ci sono state, diciamo, delle direttive politiche anche molto forti, molto importanti. Ambiente certamente deve essere il primo punto, però per arrivare ai risultati ci servono anche dei tempi tecnici, perché effettivamente l'industria non è preparata e quantomeno, ma anche dal punto di vista tecnico non è preparata per fare, diciamo, quegli stravolgimenti che l'Europa sta portando avanti. Certamente ha dato una sensibilizzazione mondiale, ripeto mondiale, e questo lo dobbiamo giusto al gruppo degli ambientalisti che sono all'interno dell'Unione Europea. Noi qualcosa abbiamo anche contestato, perché appunto ci servono proprio delle sicurezze, servono anche, ma soprattutto bisogna capire che non possiamo distruggere le nostre aziende, perché in questo momento la competitività con altre realtà che dell'ambiente se ne frega, quindi pensiamo alla Cina, pensiamo all'India, pensiamo alla stessa Russia, anche agli Stati Uniti, che non vogliono sottoscrivere gli accordi. Queste sono, qua bisognerà capire come fare, perché anche con dei provvedimenti drastici nei confronti di queste nazioni, con i prodotti che queste nazioni poi immettono nel nostro mercato, possiamo anche far sì che questi prodotti possano arrivare da un'altra parte, oppure arrivati con delle tasse maggiori. Però insomma questa è la politica. Restiamo nel mondo, in questo bel mondo del film festival, il film per ragazzi, che è tanto importante. È un qualcosa molto importante, soprattutto per la formazione che si può fare per un prossimo futuro. Poi la politica può arriva con calma, ma arriva. Grazie ancora Gian Antonio. Grazie a voi, buon grazie. lavoro, perché noi sappiamo che la prossima settimana sarai a Strasburgo, e quindi al lavoro. E salutaci tutti i ragazzi che invece lavorano con te, perché noi l'anno scorso ne abbiamo conosciuto uno. Io ho portato su in Europa un ragazzo appena laureato. Mi aveva chiesto una collaborazione e io ho detto sì, va bene, vieni su. Non era ancora laureato, quindi non poteva venire, si è laureato, poi è arrivato su, e per lui credo sia una bella esperienza formativa di vita, e insomma, ma d'altra parte poi è anche il modo per far politica. Certo. Grazie ancora, noi chiudiamo con il video di incontro che ci sarà dopo con Emanuele Gaetano Forte e Giorgio Stammati. Ci vediamo dopo, e poi i ragazzi vi faranno vedere anche quello che avverrà ovviamente domani. Quindi grazie Gian Antonio. Grazie a voi, buon lavoro, buon festival, e naturalmente sempre a vostra disposizione. Yeah. Ciao! Tutto bene, Gaston? Ehi, ciao! Ehi, amico! Tutto bene? Come stai? Come va? Tutto bene? Ti vedo un po' strano. Ehi là, Giulietta. La Balia è fuori servizio? Un'avventura farà bene a tutti e due. Per un solo giorno posso avere le chiavari dorate con i pulsini bianchi!
Potrei fare qualche Ti ho telefonata. detto di chiudere quella boccaccia! Io uscirei volentieri, ma non posso, mi sono incastrato, aiutatemi! Scusa. Com'è andata? Ce l'hai fatta ad arrivare lì in tempo? Sì. Lezioni di rana, di stile libero, farfalla. Tennyson, hai liberato Xingo? No. Ehi, c'è il mio nuovo amico, il mio grande liberatore! Mi presenterò agli Oscar in sua compagnia. Sarà al mio fianco, io e lui.